Va in archivio la settima giornata del campionato juniores regionale del Girone A, che racchiude quasi tutte le squadre della provincia di Agrigento. La vittoria in casa del Camerate per 2-0 contro la Libertas Calmuto, la vittoria dell'Ecata per 3-1 contro l'Empedoclina, il successo del Canicattì ai danni della Pro Favara per 5-3, l'Olimpica Agrias che ferma la capolista Cattopardo sullo 0-0 allo Stadio del Seneto ed infine ha riposato il Castel Termini. Nobile tecnico dell'Olympic Agres Juniores, facciamo un'analisi di questo campionato. Noi abbiamo avuto dei problemi anche con la squadra, come sapete, siamo partiti in ritardo, abbiamo preso dei ragazzi e abbiamo fatto la juniores. Io all'inizio non dovevo essere io a però poi pian piano, visto e considerato la società aveva bisogno di un allenatore, la sto allenando io, però voglio dire che c'è Sabarre con me che fa tutto lui, è giusto dare meriti anche a lui. Niente, noi ora con il mercato di dicembre stiamo prendendo dei giocatori per rinforzarci perché siamo partiti, diciamo, con gente che magari non aveva mai fatto queste categorie e allora c'è un po' di difficoltà perché abbiamo pensato alla prima squadra e non tanto alla juniores.